È arrivato il momento di chiudere questo centro islamico perché è diventato invivibile viverci, è una zona residenziale, questo locale ha una destinazione d'uso commerciale, peraltro l'ho scritto e l'ho chiesto al sindaco, e quindi è impossibile riuscire a continuare a vivere, a rimanere, sono stati minacciati. L'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, nella sua mappatura dei centri di culto islamici non regolari in Italia, arriva anche a Padova, in via Turazza, dove dal 2012 c'è una difficile convivenza tra i residenti e i frequentatori del centro che viene utilizzato per la preghiera. Volume altissimo anche di notte durante il Ramadan, centinaia di persone all'interno, biciclette accatastate che bloccano il passaggio sul marciapiede. I residenti per questo avevano scritto anche al sindaco di Padova nel 2024 per chiedere un intervento per trovare un luogo alternativo. Il centro islamico di via Turazza, gestito dall'associazione Al-Ihma, utilizza gli spazi di quello che un tempo era un'ex galleria d'arte, quindi uno spazio commerciale. Per questo a Padova è arrivata l'europarlamentare leghista, ex sindaca di Monfalcone, che qualche settimana fa ha lanciato la sua battaglia contro i luoghi di culto abusivi e che non rispettano le leggi e i piani regolatori. E qui oggi la legge non è rispettata e questi cittadini non dormono di notte, hanno la preoccupazione di uscire e di entrare, non riescono ad entrare nei loro garage e soprattutto si dà un messaggio sbagliato, perché se l'Italia è ancora un paese di diritto tutti devono rispettare la legge. Sul diritto di culto Cisint ha le idee chiare. Il diritto di culto è un diritto soggettivo, quando è collettivo deve soggiacere alla legge. Il diritto al lavoro è equivalente al diritto di culto. Non ho mai avuto da sindaco in 9 anni un estetista o un carrozziere che mi sia venuto a chiedere trovami un luogo dove andare a lavorare. Nello stesso tempo è necessario che queste azioni vengano svolte dalle associazioni che hanno natura privatistica e il culto non è tra l'altro un servizio pubblico, quindi è giusto quello che dice, però ci sono i piani regolatori, ci sono le modalità possibili per ottenere dei luoghi adeguati.